Con l'inizio di gennaio tornano i saldi invernali, saldi che arrivano dopo una stagione natalizia che è stata sotto le aspettative dei commercianti. Si cerca di recuperare con le svendite allora. Il budget però sarà inferiore agli scorsi anni. Dopo la cassa integrazione, dopo il Covid, è arrivata la crisi energetica, quindi i costi per il riscaldamento, i costi per qualsiasi, ormai l'energia è alla base di tutto. E per cui contro i 160 euro che era la spesa media individuale scenderemo intorno ai 120 euro con un outlook positivo a 140 se vogliamo esprimerci in linguaggio finanziario. Da un'indagine del centro studi di Confesercenti è emerso che il 78% dei negozianti chiede che i saldi tornino nella loro collocazione naturale, ovvero a fine stagione. Fare i saldi sotto Natale, cioè in un momento che dovrebbe essere di vendita ordinaria, oppure quelli estivi, praticamente durante proprio il momento di massima, come dire, acquisto del prodotto estivo, è un assurdo che va comunque riposizionato. Tra i negozianti saranno però in molti a non aderire alle svendite. Per la prima volta il 43% dei commercianti non andrà in saldo e credo che questo è un dato che fa pensare. D'altro canto bisogna dire che si esce da un periodo molto difficile, dicembre non è andato assolutamente come doveva andare, dicembre è un mese importantissimo per il commercio, bene, non ha segnato quei punti positivi abituali, ma i mesi precedenti non sono stati dei grandi mesi, per cui c'è comunque una difficoltà economica, indubbiamente, che si sente anche nelle scelte.